È tempo di derby, è tempo di playoff, amici di Directa Sport, benvenuti al Palaconi B di Cagliari da Roberto Carta per raccontarvi, grazie alle immagini di Andrea Farris, la prima sfida, gara 1 di playoff B2 femminile di volley. Playoff tutto cagliaritano quest'oggi al Palaconi B con l'Alfieri Cagliari che ospita la San Paolo Cagliari. Andiamo a dare uno sguardo in attesa dell'inizio del primo set alle giocatrici a disposizione dei due tecnici. Andrea Loi può contare su Marta Saba, Sara Orro, Elena Gargiulo, il capitano Sofia Soro, Roberta Collu, Anna Usai, Sofia Fara, Enrica Latini, Camilla Capragostini, Martina Delia, Silvia Serra, Alessia Zeda, Valentina Cali, Maria Vittoria Azzori. Dall'altra parte per l'allenatore Matteo Garmignano ci sono Maria Cuggia, Benedetta Lusci, Clarissa Ciurli, Michela Garau, Lucia Schirru, Luna Botticini, Enrica Bettas, Poli Dimitrova, Federica Marongio, Noemi Sarrizzu, Alice Sulis, Nunzia Aragone, Giulia Porcu, Sara Voria. Alfieri che giocherà in completo bianco-blu, completo bianco con inserti verdi invece per la San Paolo Volley Cagliari. C'è Enrica Latini in quintetto con Alessia Zedda, Roberta Collu, Sara Orro, Valentina Cali, il capitano Gargiulo. Per quanto riguarda l'Alfieri Cagliari, è nata da lui. D'altra parte inizia la San Paolo con la battuta di Enrica Bettas. C'è anche Benedetta Luci come libero, insieme a Clarissa Ciurli, Lucia Schirru. Poi completeremo la scelta del sestetto titolare per la San Paolo, però prima c'è l'inizio di questo set con il primo punto portato avanti dalla San Paolo. Completare le scelte iniziali, come ho detto, Benedetta Luci, Clarissa Ciurli, Lucia Schirru, Enrica Bettas, che andrà nuovamente in battuta con Giulia Porco. Qui c'è la ricezione in bagger, la forte schiacciata di Valentina Cali subito a pareggiare i conti. Poli Dimitrova a completare invece le prime 6 di coach Matteo Gramignano. Adesso la prima battuta della partita per Alfieri con il capitano Elena Gargiulo, che va subito a cercare dall'altra parte Lucia Schirru. Qui non perfetta la seconda ricezione dell'Alfieri. 2-1 San Paolo. Adesso con Lucia Schirru alla battuta. Già un cambio nell'Alfieri con l'ingresso di Silvia Schirru. Qui c'è la schiacciata invece di Sara Orro. Buona la ricezione della San Paolo, che poi prova a cercare dall'altra parte. C'è Alessia Zedda, schiacciata murata quella di Valentina Cali. Altro punto a San Paolo, che allunga sul +2 in questo inizio primo set. Sempre Schirru alla battuta. Buona la ricezione di Gargiulo, palla alzata ancora per Orro. C'è però l'invasione da parte del muro della San Paolo. Accorcia l'Alfieri. Fa tornare in campo Enrica Latini al posto del libero Alessia Zedda. Alla battuta va Silvia Serra, il numero 15. Qui la battuta a cercare Benedetta Lucci, poi qui finta di schiacciata che crea più di qualche problema alla ricezione dell'Alfieri. Non riesce a rispondere in modo adeguato. 4-2 il punteggio.
turno della bulgara Polidimitrova, adesso la battuta. Qui c'è la ricezione in bugger, palla alzata per la schiacciata di Cali, buona la ricezione dalla San Paolo che prova ad andare dall'altra parte, buona ricezione in bugger di Zeta, poi altra schiacciata forte di Sara Orro, non riesce a contenerla Lucia Schirru, accorcia sul -1 l'Alfieri. Qui battuta di Cali, che è problema in ricezione per la San Paolo, che regala il pallone dall'altra parte all'Alfieri, che cerca qui il tocco morbido per andare a punto. Attenta però la difesa del San Paolo, qui ancora Orro, finta di schiacciata, altro tocco morbido, ancora attenta la squadra di Garmignano. Adesso lungo batti e ribatti da una parte e dall'altra, alla fine c'è il tocco sulla rete, palla che torna nella metà campo dell'Alfieri, doppio tocco di Valentina Cali a quel punto. 5-3 San Paolo, che va con Giulia Porcu, schiacciatrice in battuta. Ricezione di Zedda, poi il tocco che beffa il muro della San Paolo. Si gioca punto a punto questo primo set di gara 1, valido per i playoff promozione, sognando un posto in Serie B1 per queste due squadre. Qui sarà Orro in battuta, buona la ricezione di Lusci, meno buono l'attacco della San Paolo che trova la rete. Sfida in parità sul 5-5. Sarà Orro in battuta. Qui battuta forte, ricezione da parte di Schirru, poi la schiacciata tentata da Giulia Porcu, troppo lunga, palla fuori. Primo vantaggio Alfieri della partita sul 6-5. Uno sguardo attento Andrea Loi a bordo campo a seguire le sue giocatrici. Qui palla alzata, schiacciata forte, precisa, quella di Nunzia Aragone, appena entrata la numero 14, riporta sul punteggio di parità 6-6 al Palaconi B di Cagliari. Clarissa Ciurli in battuta, ricezione in bugger di Orro, palla alzata per la schiacciata di Elena Gargiulo, non riesce a contenerla Lucia Schirru, ancora avanti Alfieri. Latini, la battuta, la ricezione di Ciurli, palla alzata per la schiacciata di Schirru, dall'altra parte tocco morbido di Gargiulo, la scelta è giusta, +2 Alfieri, massimo vantaggio in questo primo set, iniziato con qualche difficoltà. Fine, le padrone di casa stanno riuscendo ad imporsi meglio qui al Palaconi B. Non perfetta stavolta la battuta di Latini sulla rete, regala il punto San Paolo. Questo può rispondere dall'altra parte con Nunzia Aragone. Decisamente fuori misura la battuta di Aragone, palla fuori, nuovo +2 sul 9-7 per l'Alfieri, con Roberta Collo in battuta. Parte da molto lontano rispetto al fondo campo la numero 6, classe 97, buona la ricezione, buona anche il muro però di Alfieri, altra possibilità, ma ancora un altro muro, commette però invasione, la segnalazione arriva dall'arbitro Azzeni, posizionata sotto rete. L'altro arbitro invece è Raffo, che dà adesso il via alla ripresa del gioco sul 9-8. Qui tocco morbido provato da Serra, riesce a rispondere San Paolo, anche se deve regalare qui il pallone per un altro attacco, stavolta va decisamente con più potenza Alfieri con la schiacciata di Valentina Cali, ancora +2 per Alfieri sul 10-8.
Gargiulo, il capitano, classe 88. Ricezione di Orro, la palla alzata per la schiacciata centrale, palla fuori però, proprio al limite. La schiacciata cercata senza andare a buon fine. Qui battuta invece ovviamente in campo, buona ricezione di Orro, poi chiamata la schiacciata, deviazione del muro, palla che termina sul fondo della palestra, senza possibilità per San Paolo di poter raggiungere con un altro tocco e salvare. Ancora più 2 per Alfieri, con l'ottimo attacco di Sara Orro. Adesso c'è Serra la battuta, fuori misura. 11-10. Torna in campo Nunzia Aragone per il libero Benedetta Lusci. Dimitrova in battuta. Ricezione di Orro, palla alzata per Cali. Il muro riesce a fermare la numero 17. Il pallone però termina fuori dal campo. Il punto è per Alfieri, 12-10. Sempre avanti di 2. Formazione di Andrea Loi. Adesso va con Cali alla battuta. La ricezione in bagger di Schirru. Palla alzata per la schiacciata. C'è la deviazione. C'è poi anche il tocco di Gargiulo. Non basta all'Alfieri per evitare ancora il -1 della San Paolo, che prova a restare aggrappata. Questo primo set molto combattuto, molto equilibrato. Non ci si aspetta da una gara 1 di playoff. Non ci si aspetta da un derby. Tutto a Cagliaritano, quello tra Alfieri e San Paolo. Qui ricensione in bagger di Gargiulo, schiacciata di Orro, murata, ma è ancora viva l'Alfieri, ancora con Orro, altro muro, pallone che va adesso dall'altra parte. Allora può rispondere San Paolo, murata però Aragone, e allora si cerca il tocco morbido. Ottimo salvataggio da parte di Cali. Orro con il tocco morbido in campo. Bellissimo scambio al Palacconi B tra Alfieri e San Paolo. Alla fine ad avere la meglio è la formazione di casa con Sara Orro. Ancora avanti di 2 la squadra di Loi. Palla alzata, bagger non perfetto di Schirru, ma palla ancora viva per la San Paolo. Dall'altra parte adesso Alfieri prova a costruire un buon attacco, risponde però correttamente Porcu. Buono il muro dei Alfieri, stavolta prova con il tocco morbido Ciurli. Dall'altra parte la risposta di Gargiulo, bagger per la scacciata di Schirru, ricezione di Cali, palla alzata, anzi no, il tocco morbido cercato da Collu, e poi la schiacciata fuori misura di Nunzia Aragone. Il punto è dell'Alfieri, avanti di 3 adesso la squadra di Loi. Non sembra soddisfatto, scuote la testa il tecnico dell'Alfieri, che incita le sue giocatrici. Qui Orro, ace di Sara Orro, più 4, massimo vantaggio Alfieri. Questo primo set con l'ace cercato e trovato da Sara Orro. Time out chiesto da Garmignano, spot per noi. La tua sicurezza è la nostra missione. Alarm System. Siamo tornati in diretta, tutto pronto per la ripresa del gioco dopo il timeout chiesto dalla San Paolo. Massimo momento di difficoltà in questo primo set per la squadra di Garmignano, sotto di 4 dopo l'ace di Sara Orro. Stavolta fuori misura la battuta della numero 2
dell'Alfieri. Clarissa Ciurli, la battuta adesso per la San Paolo. Ci sarà la reazione della San Paolo dopo il time out. Funziona il muro, il punto è ancora per la squadra di Matteo Carmignano, che accorcia e torna sul menù 2. Parziale di 2-0 importante per restare aggrappati alla partita. Giulia la battuta, ricezione di Gargiulo, palla alzata per la schiacciata di Valentina Cali, che trova il buco giusto nella difesa della San Paolo. 16-13 più 3 con il cambio adesso, l'ingresso di Martina Delia, chiamata la battuta, la numero 14, classe 2002. Qui ricezione di Schirru, palla alzata in bagara ancora per Schirru, risponde presente però Delia e poi Gargiulo murata, la palla finisce sulla testa, ma che salvataggio ancora di Delia. Grandissima giocata della giocatrice numero 14 a salvare tutte. Ancora vivo l'Alfieri che qui cerca con Collu il tocco a sorpresa. Cali, palla alzata per Gargiulo, tocco morbido a scavalcare il muro. 17-13 più 4 Alfieri. Un grandissimo salvataggio di Martina Delia. Mi sembrava veramente che il punto fosse della San Paolo. Tutta la voglia della classe 2002 ancora in battuta. Qui ricezione di Benedetta Lucin Bagher, schiacciata troppo lunga di Giulia Porcu e fuga sul più 5 per Alfieri. 18-13. Qui ricezione di Luci, poi schiacciata con forza, con determinazione, quella di Lucia Schirru per il 14-18 San Paolo. Schiacciatrice, andata giù pesante per trovare il punto del meno 4. Adesso c'è Nunzia Aragone in battuta qui a cercare Gargiulo, palla alzata per la schiacciata centrale di Valentina Cali. La risposta della San Paolo con la bulgara Poli Dimitrova è vincente. 18-15, altro parziale della squadra di Gramignano per provare ad accorciare, per provare a rientrare in questo primo set. Aveva iniziato sicuramente meglio la formazione ospite, poi l'Alfieri ha preso il largo. Ancora Aragone, qui ancora ricezione però di Gargiulo, il tocco immediato di Collu a sorprendere ancora la difesa della San Paolo. 19-15. Collu, schiacciata, battuta, poi la risposta in Bagher, ancora la schiacciata di Schirru, ricezione corretta di Orro, troppo lunga, palla ancora viva per Alfieri. Gargiulo, c'è il tocco del muro, palla alzata da parte di Dimitrova, ancora per Schirru, c'è il tocco del muro, come indica l'arbitro Raffo. Dunque il punto è per la San Paolo. Vuole restare aggrappata a questo primo set. Palleggiatrice Enrica Bettas adesso in battuta per la squadra di Matteo Gramignano. Sezione di Gargiulo per il tocco morbido di Valentina Cali. Funziona ancora questa giocata per Alfieri. 20-16. Il capitano di Alfieri, Gargiulo, la battuta qui la ferma, poi la risposta di Dimitrova incontenibile nonostante il Bagher di Alessia Zedda. 20-17, non vuole mollare la San Paolo.
prova a giocarsela punto a punto. Adesso l'ingresso in campo di Noemi Sarrizzu al posto di Giulia Porcu. Arriva l'ok da parte dell'arbitro Raffo, si può riprendere con la battuta di Schirru, troppo corta, direttamente sulla rete. 21-17. Ingresso in campo anche per la numero 10 dell'Alfieri, anzi diversi cambi, anche perché c'è l'uscita di Martina Di Ria, al suo posto nuovamente Enrica Latini. Sofia Fara, la battuta appena entrata. Non è arrivato il fischio dell'arbitro, una battuta da ripetere. Arriva adesso l'ok da parte dei due arbitri Raffo e Azzeni. Qui ricezione da parte di Lusci, poi ancora a cercare Ciurli. Cali, schiacciata vincente della numero 17. Altro time out, spot per noi. (22-17) il punteggio, ancora in corso il primo set tra Alfieri Cagliari e San Paolo Cagliari, derby cagliaritano nei playoff di B2 femminile di volley. Avanti per adesso l'Alfieri 22-17 nel corso di questo primo set, con la San Paolo che prova a rientrare, ma il muro di Alfieri funziona, nega il punto a San Paolo. Non solo nega il punto, ma permette all'Alfieri di portarsi a -2 dalla vittoria del primo set. Ancora Sofia Fara in battuta, troppo lunga la numero 10. Torna sul -5 San Paolo. Caccia adesso una rimonta importante per evitare di andare 1-0. Dimitrova, ricezione, palla alzata da Collu, poi c'è la ricezione di Schirru, non abbastanza reattiva Enrica Bettas per salvare. Set point per la squadra di Andrea Loi. La ricezione di Schirru, palla schiacciata da Clarissa Ciurli, non riesce la difesa di Alfieri a contrastarla. Punto per San Paolo, che però deve annullare altri 5 set point all'Alfieri. Collu l'alza in Bagher, il tocco di Orro, palla che resta quasi sulla rete, poi alla fine altra possibilità per Alfieri, ancora con Orro, funziona il muro, altro punto per San Paolo, secondo set point annullato.
Collu, l'alzata stavolta per Cali che però non può andare in schiacciata, qui va invece in schiacciata Aragone, rischia troppo, palla imprecisa, finisce 25-20 il primo set in favore di Alfieri. Ci fermiamo un attimo, spot per noi. La tua sicurezza è la nostra missione. Alarm System. Le tue giornate sono caratterizzate da attacchi di panico, insonnia o stati depressivi? C'è qualche fobia? Oppure sei vittima di disturbi che riguardano umore, ansia o alimentazione? Antes, Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia, si propone di migliorare la qualità di vita dell'individuo offrendo servizi di psicoterapia individuale, di gruppo, familiare, di coppia e di ipnoterapia, nonché consulenza psicologica con interventi immediati e specifici. Centro Antes. Siate i registi della vostra vita. Amici di Diretta Sport, siamo tornati in diretta al Palacconi B, tutto pronto per l'inizio del secondo set tra Alfieri Cagliari e San Paolo Cagliari, derby valido per gara 1 dei playoff di Serie B2. Primo set è andato all'Alfieri grazie al 25-20. La squadra allenata da Andrea Luoi che adesso attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione e ai vostri schermi. La battuta di Collo qui, l'alzata per Dimitrova, ancora Dimitrova, anzi no, cercata Schirru, anzi sì, c'è il tocco del muro come chiede la numero 5 di San Paolo che va avanti in questo primo set. 0-1 per provare a riscattare la sconfitta nel primo set. L'Alfieri è riuscita a prendere il largo dopo un inizio, marca San Paolo qui Cali e non Cali come l'abbiamo erroneamente chiamata nel corso del primo set. Qui c'è però invasione chiamata all'arbitro Azzeni. Comunque un'irregolarità da parte dell'Alfieri. 0-2 il punteggio a favore della San Paolo che va con Bettas in battuta dall'altra parte, il tocco di Gargiulo murato però da Dimitrova e Porcu
0-3. Ottimo inizio. Il secondo set da parte della San Paolo, che adesso va anche sullo 0-4. Valentina Cali sbaglia completamente la misura della schiacciata. Adesso timeout obbligatorio per Andrea Loi, ci fermiamo anche noi. La tua sicurezza è la nostra missione. Alarm System. Siamo tornati in diretta, timeout obbligatorio dopo questo 4-0 iniziale da parte della San Paolo. Obbligatorio per Andrea Loi, tecnico dell'Alfieri Cagliari. Dopo un primo set chiuso bene, un 25-20, si ritrova sotto 0-4, qui arriva il punto invece di Alfieri proprio dopo il timeout. Non basta il muro della San Paolo. Ricezione di Luci, palla alzata per la schiacciata vincente di Dimitrova. 5-1 San Paolo, prova adesso a far valere la sua forza. Provare ad imporsi subito questo inizio set. Schirru, ricezione di Gargiulo, poi la schiacciata murata di Cali. 1-6. Un grande inizio secondo set della San Paolo. Grande reazione della squadra di Matteo Gramignano. Schirru qui, la ricezione da parte di Zedda, poi il tocco di Orro riesce a salvare San Paolo che va a segno con Giulia Porcu. C'è la deviazione della difesa di Alfieri. 1-7. Sembra non esserci storia questo inizio secondo set. Ora dentro Sofia Soro, se 2005 per coach Loi. Può contare su una squadra molto giovane, tante giocatrici 2003, 2004 e 2005 in panchina. Qui Orro, classe 94, prova a rispondere, c'è la buona difesa da parte della San Paolo, buona però anche la risposta di Collu. Cali, murata, palla che resta lì, Bagher. Altra possibilità per il tocco morbido da parte di Ciurli, palla ancora viva per Alfieri. Orro, qui il tocco con poca potenza, ricezione di Dimitrova, murata invece Porcu, il tocco del muro, palla che va fuori. 8-1. Ingresso in campo adesso anche per Marta Saba, posto di Roberta Collu. 93 Marta Saba invece. C'è Schirru alla battuta. Eccezione da parte di Zedda, dall'altra parte San Paolo prova a costruire. Ancora a segno, ancora bersaglio Giulia Porcu. Numero 17. Attrice veramente di un gran secondo set fin qui. 9-1. Ricezione da parte di Zedda, Cali, murata. 10-1. Senza storia questo secondo set fin qui. Chiamo un altro time out Andrea Loi, ci fermiamo anche noi.
terminato il time out, secondo time out chiesto da Andrea Loi in questo secondo set, con la sua squadra sotto 10-1. Scelta abbastanza obbligata. L'unico punto, tra l'altro, è arrivato dopo il primo time out chiesto dal tecnico dell'Alfieri. Qui più di qualche difficoltà in ricezione per la squadra di casa, che adesso subisce anche l'11-1. Parte la San Paolo. Qualche problema al cambio. Anzi, non problemi per Benedetta Luisci, che è andato un attimo in panchina. Libero numero 2 la squadra di Gramignano. Tutto che si può giocare. Ricezione di Gargiulo, Calì in risposta murata la numero 17, palla alzata, c'è il tocco del muro e c'è un altro punto per la San Paolo, 12-1. È ancora lunga, dice Matteo Gramignano, nonostante l'importante vantaggio acquisito le sue giocatrici. Bisogna arrivare però a quota 25, qui ricezione tutt'altro che perfetta, quella di Alessia Zedda. Alfieri riesce comunque a costruire dall'altra parte la schiacciata murata, stavolta quella di Porcu, prova a rispondere Orro, buona risposta da parte di Schirru, poi il muro, non è neanche fortunata quella Alfieri perché la palla resta tra il muro e la rete. 13-1 dilaga adesso la San Paolo. Schirru qui, ricezione tutt'altro che perfetta, quella di Alessia Zedda. Libero lascia spazio all'altro libero, Annusai. Classe 2005, numero 7. Come Sofia Soro, questi due in campo. Qui sbaglia Usai, rimedia Cali, deve andare in bagger Orro. Schirru in bagger anche lei, palla alzata, tocco morbido a parte di Poli Dimitrova. 15-1. Si fa dura adesso per l'Alfieri, forse con la testa è già il terzo set. Schirru qui, la risposta di Gargiulo, palla alzata, Orro murata, palla che resta lì, il punto e per l'Alfieri. Volta sì che la deviazione è fortunata. Campa adesso Enrica Latini, mentre Sofia Soro deve andare alla battuta. Qui ricezione complicata per Luisci. San Paolo riesce comunque a costruire un buon attacco, la risposta dell'Alfieri con Orro, palla che resta lì e c'è il tocco da parte di Enrica Latini sotto rete. 3-15, 2 punti in fila per Alfieri, chiamata una rimonta praticamente impossibile in questo secondo set. Qui c'è la seconda battuta consecutiva da parte di Sofia Soro, qui prova ancora a crederci Alfieri, bagger da parte di Orro, tocco morbido di Calì, palla ancora buona per San Paolo che riesce a mandarla dall'altra parte. Poi Calì schiacciata forte. 15-4, si è risvegliata tutta ad un colpo la squadra di Andrea Loi. Punto su punto, qui da Marta Saba ci crede ancora, dall'altra parte prova ad eliminare le ultime speranze di rimonta Poli Dimitrova con questo punto veloce, questo punto rapido per il più 12 adesso, parte dalla San Paolo. Ricezione da parte di Usai, poi Orro, il tocco, palla ancora buona per la San Paolo. Adesso Alfieri che prova a costruire,
Deve andare però Gargiulo, regalare il pallone dall'altra parte. Qui battuta sul muro con la schiacciata di Clarissa Ciurli, palla che poi termina fuori. 17-4. Torna in campo Alessia Zedda per Andrea Loi. Gargiulo, palla alzata per Orro, la tiene viva Dimitrova, palla che resta lì, poi il tocco sotto rete a parte di Bettas, palla che termina sulla rete e poi nuovamente nella metà campo della San Paolo. 5-17, ultimi segnali d'orgoglio da parte dell'Alfieri in questo secondo set. Schirru, palla alzata, schiacciata, non riesce a contenerla Alessia Zedda. 5-18. La battuta Porcu, corta sulla rete. (16-18). Sarà Orro in battuta. Bagher, Schirru, poi l'alzata di Bettas, Porco ancora sulla rete. Altro punto per Alfieri, adesso sotto di 11. Schirru, palla alzata, schiacciata di Ciurli Murata, ancora un tentativo con Schirru per la San Paolo. Dall'altra parte la risposta di Cali, Porcu in Bagher, non riesce a contenerla, sotto adesso di 10 Alfieri. Chiama il time out Matteo Carmignano, ci fermiamo anche noi. Sarà Orro in battuta, la risposta di Schirru va in Bagher, Ciurli deve andare in Bagher anche Porcu. Poi il tocco immediato di Marta Saba, altro punto adesso sotto la doppia cifra di svantaggio Alfieri. San Paolo rischia veramente di sciupare un grande secondo set. Con un parziale vivo adesso dell'Alfieri, che è tornata in gara. Qui il tocco, Cali in ricezione, la schiacciata di Gargiulo, Schirru in risposta, Bagher di Lusci, schiacciata di Ciurli, dall'altra parte schiacciata di Latini, palla ancora viva, Cali, tocco morbido, ricezione di Lusci direttamente dall'altra parte. Bello scambio, Orro va con il tocco morbido, un regalo per San Paolo che prova a rispondere con Ciurli. Il muro devia soltanto, torna avanti di 10, soprattutto va sul 19-9. La squadra di Carmignano a 6 punti da quota 25 adesso. La vittoria di questo secondo set. Clarissa Ciurli alla battuta. Eccezione da parte di Zedda, poi Gargiulo risponde dall'altra parte, Ciurli in Bagher, Ragone, palla che poi resta ancora viva, il punto dell'Alfieri.
10-19. Latini in battuta. Ricezione di Lusci. L'alzata per la schiacciata sulla rete di Ragone. Altro punto Alfieri. Sostituzione per Andrea Loi con l'ingresso in campo di Martina Delia. Delia la battuta, ricezione di Schirru, palla alzata proprio per Schirru, c'è la deviazione del muro. 20-11 San Paolo. Rimette in campo la bulgara Poli Dimitrova. La centrale numero 8 prova a incitare adesso le sue compagne per chiudere questo secondo set. Battuta irregolare. Il punto regalato da Alfieri. Adesso va con Marta Saba. Alla battuta, ricezione di Ciurli, poi Porco, risposta in bagger di Orro, poi Calì, schiacciata vincente per il -7 Alfieri. Qui da correggere la segnalazione perché Azzeni dall'altra parte dà il punto invece alla San Paolo. Dunque è 12-21 per la squadra ospite e non 20-13 come inizialmente segnalato dagli arbitri. Qui prova il tocco morbido Gargiulo dall'altra parte, però c'è Porcu, fermata la schiacciatrice numero 17 Calì, altra schiacciatrice numero 17, anche lei fermata. Il tocco di Saba a sorprendere la difesa della San Paolo, che è viva. Meno viva la schiacciata di Schirru direttamente sulla rete. Adesso sì che sarà quota 13 Alfieri, 13-21. Ancora una montagna da scalare per la squadra di Andrea Loi, che ha iniziato ad handicap questo secondo set. Dimitrova ancora far valere la sua classe. 13-22, -3 da quota 25. Adesso la squadra di Garmignano Schirru in battuta, qui sbaglia la ricezione Zedda. Torna sul +10 San Paolo, -2 per andare sull'1-1 complessivo. Ancora Schirru in battuta. Volta corretta la risposta di Zedda. D'altra parte possibilità per San Paolo. Sbaglia il bagger Gargiulo, set point per San Paolo. Fieri non vuole mollare. Questo secondo set a senso unico. È stato comunque un segnale d'orgoglio da parte della squadra di Andrea Loi. Adesso Schirru, Saba in bagger, Orro, schiacciata forte, la risposta dall'altra parte, il tocco di Sofia Soro è vincente.
Sofia Soro alla battuta. Qui la risposta, palla alzata, tocco sulla rete di Giulia Porcu. Punto vincente, 25-14, finisce il secondo set 1-1. Momento il punteggio, appuntamento al terzo set. Nasce in Sardegna, nel centro del Mediterraneo, la nuova sfida lanciata dagli attori della grande rivoluzione tecnologica e culturale legata al mondo di Internet negli ultimi 20 anni. Il luogo prescelto è un'antica miniera romana risalente a 2000 anni fa, protetta dalla montagna sovrastante e dotata di un piccolo ingresso che la rende difficilmente accessibile. Il sito è posto su una placca tettonica, caratterizzata dalla più bassa sismicità del continente europeo. L'obiettivo rivoluzionario che guida gli imprenditori di Dauvea è quello di costruire un green data center che sfrutti le risorse naturali per creare efficienza energetica nel massimo rispetto dell'ambiente circostante. La vecchia miniera, utilizzata per l'estrazione di materie prime, verrà convertita in un centro per elaborare, archiviare e proteggere le risorse digitali. Un progetto rivolto alle giovani generazioni per offrire loro una prospettiva di lavoro orientata all'innovazione tecnologica, rispettosa dell'ambiente e del territorio che li ospita. Amici di Directa Sport, nuovamente in diretta dal Palacconi B di Cagliari, tutto pronto per l'inizio del terzo set, 1-1 il conto proprio dei set tra il Fieri Cagliari e San Paolo Cagliari. Primo vinto 25-20 dall'Alfieri, più nette invece il secondo set che ha rimesso in parità il punteggio totale sul 14-25. Vinto dalla San Paolo con un grande inizio anche sul 13-1 il vantaggio della squadra di Gramignano, che però adesso è sotto in questo inizio terzo set. Pareggia invece subito i conti Giulia Porcu col muro che non riesce a contenere la numero 17. 1-1 set e punteggio del terzo set. Schirru, Mager di Zedda, palla alzata per Calì, torna avanti Alfieri dopo il blackout di inizio secondo set, ritrovato se stessa alla fine del secondo set, più da un punto di vista psicologico che per cercare forse una rimonta che sembrava impossibile. Con quello stesso atteggiamento però la squadra di Andrea Loi è scesa in campo per l'inizio di questo terzo set che si sta giocando punto a punto. 2-2 adesso con questo punto messo a segno dalla San Paolo. Gara si conferma in perfetto equilibrio. La ricezione in bagger di Gargiulo, poi Sara Orro schiacciata imprendibile per la difesa del San Paolo, avanti nuovamente Alfieri, 3-2. Calì in battuta, sposta in bagger di Schirru, palla alzata, tocco morbido di Porcu. Ancora il punto di Giulia Porcu, 3-3. Porcu in battuta. Ricezione di Gargiulo, palla alzata, anzi no, tocco immediato dall'altra parte del campo per Roberta Collo, attenta alla difesa. San Paolo che qui trova il punto con la deviazione del muro direttamente fuori, quello messo su dall'Alfieri. Il primo vantaggio nel terzo set per la San Paolo. Eccezione di Orro, palla alzata per Calì che non se la sente di schiacciare. Dall'altra parte schiaccia invece Nunzia Aragone
il muro non riesce a contenerla, avanti di 2 la squadra di Garmignano. Orro, qui la battuta, il tocco vincente di Enrica Latini. 4-5. Ci sente più equilibrato questo terzo set per le due squadre. Orro, Schirru, ricezione per la schiacciata vincente di Clarissa Ciurli. Ancora avanti di 2 San Paolo, prova a tenere le distanze. Ancora lungo questo terzo set. Adesso proprio Ciurli in battuta. Ricezione di Zedda, Collu cerca ancora il tocco a sorpresa, ha capito però tutto Ciurli. Non perdona invece Nunzia Aragone, schiacciata centrale vincente per il 4-7 San Paolo sull'Alfieri. Sempre Clarissa Ciurli in battuta. Cali, palla sulla rete e poi in campo. Anche fortunata qui Valentina Cali per riportare l'Alfieri sul -2. Latini in battuta. Ingresso in campo per Sofia Soro, la numero 4. Latini in battuta, risponde dall'altra parte San Paolo con la schiacciata deviata di Schirru. Finisce comunque nella metà campo dell'Alfieri. Ancora sul +3 la squadra di Garmignano. Aragone, lunga la schiacciata, fuori misura, la prima della sua partita. 8-6. Collo la battuta, palla alzata per la schiacciata vincente il Poli Dimitrova. Non tanti minuti per lei in campo. Quando c'è si fa sentire, come in questo caso, il punto del +3. La giocatrice bulgara adesso guida le compagne. Battuta di Betas che fa l'ace del 6-10. Sempre Betas alla battuta. Cali, il bugger, palla alzata sempre per Cali. Deviazione del muro, palla fuori, 7-10. Prova a restare viva l'Alfieri di Andrea Loi. Adesso con il capitano Elena Gargiulo, classe 88. In battuta. Ricezione di Lusci, palla alzata per la schiacciata di Porcu in bugger, poi Collu per Orro, incontenibile. Sara Orro, quando schiaccia così. Ancora Alfieri che prova ad accorciare. 8-10. Gargiulo, poi palla alzata per Porcu, Murata, palla ancora alzata stavolta per Dimitrova. Non lascia scampo alla difesa dell'Alfieri. 11-8. Complimenti parte delle compagne per la giocatrice bulgara. Schirru. Sulla barriera, sulla rete, poi la palla dall'altra parte di Orro, stavolta sì che riesce a contenerla.
il bugger di Zedda, la schiacciata di Calì ancora viva, la palla, il possesso per Alfieri, in questo caso con Calì, murata, palla del muro che termina direttamente fuori. Calì la lascia scorrere per guadagnarsi il punto del -2 dopo questo lungo scambio. Campo adesso per Martina Delia. Sempre in battuta. Classe 2002, qui il tocco di Calì. Vincente per riportare Alfieri sul -1. Sempre Martina Delia in battuta. Arriva l'ok per poter riprendere il gioco. Palla alzata per Dimitrova, ancora Dimitrova. 2 volte la difesa dell'Alfieri. Sara Orro qui, tocco subito sulla rete. E a quel punto diventa il quarto tocco per l'attacco dell'Alfieri. Regolarità e punto per San Paolo. Rimane un tocco da parte del muro della San Paolo, le giocatrici di Andrea Luema. Prova abbastanza netto che la palla di Orro fosse andata solamente sulla rete. Calì, tocco morbido, riesce in qualche modo a salvare Ragone. Altra opportunità per Alfieri che stavolta mette in moto la schiacciata di Orro. Murata da Giulia Porcu che si fa sentire sia quando c'è da schiacciare sia quando c'è da murare. 10-13. Calì, schiacciata forte, la risposta di Porcu, alza il pallone di Dimitrova, schiacciata di Ciurli, murata e accorcia sul -2 l'Alfieri. Applausi dei pochi presenti al Palacconi B. Palla alzata, il tocco del muro, possesso buono per una schiacciata di Calì, cerca il salvataggio impossibile. Benedetta Lusci e tutta la difesa della San Paolo ci ha messo davvero il cuore in questa situazione difensiva. Non è bastato evitare però il punto dell'Alfieri con Calì in battuta. Sistemare prima le barriere sistemate sul fondo del campo. Porcu in bugger, Schirru, schiacciata centrale, buca completamente l'intervento in ricezione Alessia Zedda. Punto regalato alla San Paolo. Porcu sulla rete. Torna sul -1 Alfieri. Adesso va con Sara Orro in battuta. Ricezione sbagliata stavolta da Benedetta Lusci sulla battuta di Sara Orro. Riporta tutto in parità sul 14-14. Time out chiamato, ci fermiamo anche noi.
Terzo set in corso nel derby che vale gara 1 dei playoff di B2 tra il Fieri Cagliari e San Paolo Cagliari, tutto in perfetta parità, 1-1 il conto dei set, 14-14 il conto dei punti in questo terzo set con Alfieri. Qui è il tocco a sorpresa di Collu, funziona ancora la giocata della numero 6 che riporta avanti dopo un'eternità Alfieri. Ha iniziato bene il terzo set della squadra di Andrea Loi, poi per lo più aveva guidato nel punteggio a San Paolo. Adesso torna avanti però la squadra di casa che cerca anche il parziale per andare sul +2. Altra schiacciata però di Gargiulo respinta. Terza opportunità, il tocco morbido di Latini, palla ancora buona, quarta possibilità allora con l'alzata ancora per la schiacciata di Gargiulo. Eccolo qui il +2 Alfieri con insistenza cercata e trovato questo punto. Porta la firma del capitano Elena Gargiulo. Sarà oro in battuta adesso. Dopo il time out. Meglio Alfieri della San Paolo. Ancora lungo questo terzo set. Qui salva tutto Aragone. Altra opportunità. Ben murata la schiacciata di Ciurli. E fola sul +3 adesso Alfieri. Sempre oro in battuta. La ricezione di Lusci, palla alzata per la schiacciata di Ciurli contenuta, schiacciata di Gargiulo, murata invece, il tocco ancora a sorpresa provato da Collu, capisce tutta stavolta la difesa della San Paolo. Qui non c'è spazio per un salvataggio impossibile, il punto è della San Paolo che torna sul -2. Torna alla battuta adesso San Paolo con Clarissa Ciurli. Palla alzata, tocco morbido provato da Latini. Schirru cerca la schiacciata, arriva però il quarto tocco segnalato all'arbitro Raffo. Stava continuando a giocare, è arrivata la segnalazione e il punto è per Alfieri che torna sul +3. 18-15, cambio, entra Soro al posto di Delia. Enrica Latini in battuta. Cercare Schirru, palla alzata, palla ancora buona per San Paolo, muro che funziona, palla che resta lì. E poi Sofia Soro con un tocco d'esperienza nonostante sia solo una classe 2005. Tocco immediato per segnare il 19-15. Campo per Sofia Fara. Questo finale di set. A numero 10, no, c'è primo time out, ci fermiamo anche noi. La tua sicurezza è la nostra missione. Alarm System.
Amici di Directa Sport, sempre in diretta a Palacconi B per raccontarvi questo derby. È ancora Alfieri che cerca la risposta. La schiacciata di Schirru, dall'altra parte Calì, schiacciata la risposta di Porcu, poi palla ancora viva, no, arriva un fischio con un'infrazione commessa dalla San Paolo, segnalata da Zeni. 20-15. Qui chiede spiegazioni Enrica Bettas. Vorrebbe capire l'infrazione. Momento di pausa per questo colloquio tra Bettas e i due arbitri. Tutto ok, si può ripartire con Fara alla battuta, ricezione di Lusci, schiacciata di Schirru, dall'altra parte Collu, Murato stavolta il suo secondo tocco, allora schiacciata Murata, palla che resta lì, Schirru, Murata, palla che resta lì, Calì in bugger, poi tocco morbido di Orro che non può rischiare, rischia come di pura potenza Nunzia Aragone per il 20-16. È in campo adesso nuovamente Poli Dimitrova per San Paolo. Cambio con l'ingresso in campo di Sara Voria, numero 18, chiamata alla battuta adesso. Palla sulla rete, poi la battuta corta, rischia di beffare Alfieri che invece trova il punto con la forte schiacciata del capitano Gargiulo. 21-16. Altra sostituzione per il proprio Voria, che è entrata praticamente solo per battere. Dall'altra parte c'è Roberta Collu alla battuta, dopo il punto di Alfieri, sbaglia tutto il libero Benedetta Lusci. Adesso ancora Alfieri, vede vicino alla linea di traguardo questo terzo set con l'ace diretto, stavolta senza deviazioni da parte di Roberta Collu. Parziale importante alla battuta con la numero 6 adesso per Alfieri, a -2. Dal terzo set. Arriva adesso l'ok per poter riprendere il gioco, sempre con Roberta Collu alla battuta. Qui stavolta è corretta Lusci in ricezione, Schirru, ricezione corretta anche da parte di Zedda, poi c'è il muro sulla schiacciata di Calì, ancora viva la San Paolo, schiacciata, tocco da parte di Soro, poi il tocco morbido invece di Gargiulo che funziona. 24-16, set point importante adesso per Alfieri. Dopo il blackout del secondo set, trovato una lunga importante in questo terzo set per tornare avanti. Qui la risposta da parte di Lusci, Schirru in battuta, Murata, punto decisivo per mandare sul 2-1 Alfieri. 25-16, si chiude anche il terzo set, spot per noi. Poi si torna per il quarto set del derby tra Alfieri e San Paolo.
Le tue giornate sono caratterizzate da attacchi di panico, insonnia o stati depressivi? C'è qualche fobia? Oppure sei vittima di disturbi che riguardano umore, ansia o alimentazione? Antes, Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia, si propone di migliorare la qualità di vita dell'individuo offrendo servizi di psicoterapia individuale, di gruppo, familiare, di coppia e di ipnoterapia, nonché consulenza psicologica con interventi immediati e specifici. Centro Antes. Siate i registi della vostra vita. Con Smart SOA, finalmente in Sardegna la soluzione al problema degli scarti di macellazione. Presto la nostra isola avrà un impianto innovativo per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in combustibile biologico. Smart SOA, una società del gruppo Riverso. Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. Tutto pronto per l'inizio del quarto set. Questo derby valido per gara 1 tra Alfieri Cagliari e San Paolo Cagliari. 2-1, vantaggio dell'Alfieri. Adesso la battuta con Roberta Collu, 25-20 il primo set per la squadra di casa di Andrea Loi. 14-25 per la San Paolo il secondo set, 25-16 il terzo in favore dell'Alfieri, che qui non trova il punto, regala l'1-0 alla San Paolo per iniziare questo quarto set. Qui ricezione da parte di Zedda, qui il tocco immediato di Soro. Schirro dall'altra parte, ricezione di Inbagher di Orro, qui Collu ancora con questo tocco a sorpresa. Quanti punti ha fatto oggi così Roberta Collu? 1-1, se la ride anche Andrea Loi in panchina. Vincere 3-1, 3-2 fa tutta la differenza del mondo in questi playoff. Ovviamente per l'Alfieri che è avanti 2-1 nel conto dei set. San Paolo non resta che portarla al tie break. 2-1 invece in punteggio in favore di San Paolo per iniziare questo secondo set, questo quarto set, scusate. Il botta e risposta di poco fa, qui ricezione di Zedda, Collu, qui Orro, Murata, ricezione da parte da San Paolo che qui cerca la battuta di Dimitrova, dall'altra parte Calì, Schirro a una mano, Bagher per la schiacciata di Ciurri, ancora dall'altra parte Alfieri, tocco sotto rete vincente da parte di Clarissa Ciurli. 1-3 San Paolo.
Lucia Schirru in battuta, la palla per la ricezione di Gargiulo, Orro dall'altra parte, deviazione da parte del muro, palla in campo, anzi no, c'è stata l'invasione. 4-1. Schirru, la risposta di Gargiulo, palla alzata di Collu per Kalim Murata, 1-5. E lo spettro in quello che è stato il secondo set inizia a farsi vedere per la squadra di Loi. Piccolo time out allora chiamato da Alfieri. Tanto inquadrato, spettatore d'eccezione per il derby, il sindaco Paolo Truzzu, presente al Palacconi B per assistere a questa gara di playoff. Quadrato al nostro Andrea Farris. Terminato invece il time out di Andrea Loi. Allora si può ripartire con la squadra sotto 5-1 quanto riguarda le padrone di casa di Andrea Loi, che ha chiamato appunto il time out. Cali, vediamo se c'è la risposta immediata. Betas in qualche modo, grande salvataggio di Lusci, poi Schirru costretta ad andare dall'altra parte in modo morbido. Cali meno morbida, stavolta non riesce il doppio miracolo. A Benedetta Lusci, il punto è per Alfieri. Torna in campo Enrica Latini. C'è Sofia Soro in battuta, qui ricezione e poi altro punto San Paolo che vola sul 2-6. Poli Dimitrova in battuta, qui Collu con la palla alzata, stavolta corretta la ricezione di Betas, poi Dimitrova deve andare in bugger, attenzione adesso a Cali, qui sorpresa dal tocco della compagna. Bugger dall'altra parte per Zedda, Murata il tocco di Orro, ancora viva però l'Alfieri, Cali Murata anche lei, Zedda ancora in bugger, lungo scambio tra le due squadre, Orro Murata anche lei, il muro però tocca fuori. Punto Alfieri, 3-6. Cali alla battuta, il bugger di Schirru, poi Betas, palla in schiacciata per Clarissa Ciurli, fuori misura, punto per Alfieri. Resta aggrappato al punteggio. Attenzione per la squadra di Loi, sicuramente quella di evitare il tie break. Vuole portarla invece al tie break San Paolo con quest'altro punto che vale il +3. In vista di gara 2 c'è tanta differenza al come si vince una partita. Anche per andare a un'eventuale gara 3. Palla alzata in bugger, Cali in schiacciata, la ricezione in bugger da parte di Lusci, la schiacciata di Ciurli in qualche modo Alfieri, poi Orro qui, il tocco del muro, non basta a contenere Sara Orro, palla che resta nella metà campo e la San Paolo, il punto va all'Alfieri, 5-7. Orro in battuta, la ricezione di Lusci, poi Schirru, tocco morbido, provato, poi ancora Roberta Collu con la sua giocata. Segnare l'ennesimo punto della sua partita in questo modo. Sempre a sorprendere difesa della San Paolo in questa situazione. Ed accorciare sul -1 per Alfieri, che ripresenta Orro in battuta.
Qui ricezione di Schirru direttamente sulla rete. Punteggio in parità sul 7-7. E poi Gramignano prova ad incitare le sue giocatrici. È sempre Orro in battuta. Ricezione stavolta di Lusci, in qualche modo Bettas. Bagher Porcu. Palla schiacciata per il tocco morbido di Latini, poi il Bagher per la schiacciata di Ciurli. Il muro salva, poi c'è la possibilità per Capitan Gargiulo di schiacciare, riportare avanti Alfieri in questo quarto set sull'8-7. Time out chiamato stavolta da Gramignano. Ci fermiamo anche noi. Siamo tornati in diretta a Palacconi B. Momento della battuta. Ancora. Ci sarà Orro. Aspetta il fischio. Al numero 2. Sulla rete, poi Schirru salva. Qui fermata la schiacciata provata da Aragone. Palla ancora buona per San Paolo. Murata stavolta Ciurli che ci riprova. Altra schiacciata. Il salvataggio da parte di Gargiulo, poi deve andare in Bagher Cali. In Bagher va anche Porcu, schiacciata stavolta vincente al terzo tentativo per Clarissa Ciurli. Rimette in parità il match. Cali, schiacciata, ricezione da parte di Ciurli, poi Schirru, tocco morbido, dall'altra parte Collu, tocco morbido provato anche da Elena Gargiulo, palla sulla rete, poi nella metacampo dell'Alfieri, costretta al quarto tocco, infrazione, punto per la San Paolo che torna avanti 8-9. Qui ancora Collu con la sua giocata, stavolta capisce tutto Porcu. Altra parte schiacciata, salvataggio di Orro, palla che resta lì. E punto per la San Paolo che va sul 10-8. Orro in Bagher, Collu stavolta preferisce provare a mettere in moto la schiacciata di Elena Gargiulo, fuori misura però. Schiacciata del capitano dell'Alfieri. Vola sul +3 San Paolo. Ancora lungo però questo quarto set. La battuta c'è. Ciurli. Ricezione di Zedda, Collu, tocco poi morbido di Latini, non basta, schiacciata di Schirru, salva Alfieri, dall'altra parte il tocco di Gargiulo, salvato dalla difesa della San Paolo. Morbida anche Schirru, meno morbida stavolta Gargiulo, salva ancora, lungo scambio tra San Paolo e Alfieri, tocco morbido al centro, vincente per la San Paolo che vola sul +4 adesso. 8-12. Time out, ci fermiamo anche noi.
Terminato il time out, tutto pronto per poter ripartire, sempre con Clarissa Ciurli in battuta, parziale importante con la numero 3 per la San Paolo. Adesso sul +4 Schirru prova a schiacciare Collu, la alza per Gargiulo, c'è l'ottima risposta da parte di Lusci, poi va lunga Schirru, punto per Alfieri. Latini va a cercare Schirru in bugger Porcu, poi schiacciata forte di Schirru, buona la risposta di Orro, ancora la schiacciata per Gargiulo, Murata, altra opportunità per l'Alfieri, Cali cerca il tocco morbido, palla alzata per Ragone, la chiamata numero 14 ma è stata fermata, poi però il muro formato da Ragone Betas manda fuori il pallone, punto per l'Alfieri. Riesce a contrastare la schiacciata, non a tenerla in campo. Latini in battuta, riprova a rispondere Ragone dall'altra parte, lunga la schiacciata della numero 14. Alfieri adesso sotto di 1, 11-12. Ragone stavolta trova il campo, trova anche la deviazione, trova soprattutto il punto che ridà il +2 alla San Paolo. Adesso proprio Ragone in battuta. Orro in ricezione, Collu la alza per Cali, c'è la deviazione di Ragone. Punto Alfieri, 12-13. Collu, ricezione di Ciurli, palla alzata per la scacciata di Porcu, deviazione della rete. Cali dall'altra parte, buona la risposta di Betas, deve andare in bugger anche Lusci, poi altro tocco del muro, prova a tenerla viva Dimitrova. Cali, tocco morbido, pareggia la partita. Valentina Cali sul 13-13. Quarto combattuto fin qui. Collu, ace della numero 6, non riesce a salvare Benedetta Lusci. Vantaggio adesso per l'Alfieri. Ancora Collu. In battuta, deviazione della rete. Dall'altra parte cerca il gran colpo di Dimitrova. Ancora Dimitrova, Murata. La bulgara prova a salvare in bugger anche di Lusci, deve andare in bugger anche Ciurli. Allora dall'altra parte c'è spazio per la schiacciata di Elena Gargiulo, vorrebbe una deviazione, palla lunga e fuori. La nostra postazione non sembra esserci stata. Il punto alla San Paolo, che pareggia a quota 14. Enrica Betas qui non perfetto il bugger per la difesa dell'Alfieri. Dimitrova punisce con una schiacciata immediata che ridà il vantaggio alla San Paolo. Betas, il bugger stavolta di Zedda, poi Cali
Buona la risposta parte del libero Luci dell'Alfieri, opportunità del libero, scusate, della San Paolo, opportunità per l'Alfieri, però va ancora lunga con la schiacciata, stavolta a sbagliare e Sara Orro, torna avanti di 2 San Paolo, 14-16. Sempre Bettas alla battuta, qui il doppio tocco con Garau, scusate, con Soro, provare a mandare il pallone dall'altra parte, altra infrazione chiamata dall'arbitro Azzeni, punto per San Paolo, 14-17 adesso. Sempre Bettas in battuta con la numero 7, parziale importante conquistato dalla San Paolo, parziale che continua a crescere adesso sul 14-18. Temato obbligatorio per Andrea Loi, ci fermiamo anche noi. Time out che non è stato approvato dagli arbitri. Dunque non ci fermiamo, ma si gioca con la solita Bettas in battuta, con un momento da correggere. Una cosa comunque c'è stata, senza che però due allenatori potessero parlare con le proprie giocatrici. Qui Collo alza per la scacciata di Calì, in qualche modo salva Ciurli, poi Porco in schiacciata, funziona il muro dell'Alfieri, 15-18. Battuta Gargiulo, dall'altra parte prova a rispondere Dimitrova, Bettas alza, deve andare a schiacciare Schirru, schiacciata anche di Calì, risponde in qualche modo Ciurli, poi Porcu, murata, il tocco di Dimitrova, riporta sul -2 l'Alfieri, 16-18. Trova qui, trova il punto anche con un po' di fortuna, con il muro che non riesce a mandare il pallone oltre la rete, palla che resta lì. 16-19, prova ad avvicinarsi al tie break la San Paolo. Eccezione da parte di Zedda, poi Calì, schiacciata imprendibile per Bettas, per tutta la difesa a San Paolo. Alfieri che torna sul -2, a combattere fino all'ultimo la squadra di Andrea Loi per evitare il tie break. Delia in battuta, c'è la risposta da parte della San Paolo, tocco morbido di Ciurli che non va a segno, poi rischiano qui Schirru e Porco. Schirru che sembra anche aver preso un colpo, opportunità per Orro di schiacciare, buona la risposta della San Paolo, è lunga però la schiacciata di Ciurli. 18-19. Combattutissimo questo quarto set. Stavolta c'è davvero il time out chiamato dalla San Paolo, ci fermiamo anche noi.
La tua sicurezza è la nostra missione. Alarm System. Lunga la battuta di Sofia Soro, qui è ripreso il gioco. Palacconi B. Poi il time out chiesto alla San Paolo. Adesso San Paolo avanti di 2. 18-20. Con l'opportunità per Polidimitrova di andare alla battuta. Dall'altra parte però costruisce bene l'attacco dell'Alfieri. 19-20. Si gioca punto a punto questo finale di quarto quarto. Calì, ricezione di Schirru, poi la schiacciata deviata di Ciurli, dall'altra parte il tocco morbido di Orro, poi il bugger di Lusci, fuori misura, la schiacciata provata da Clarissa Ciurli. 20-20. Si deciderà tutto in questi ultimi 5 punti. Salvo ovviamente sorprese, perché si può anche andare oltre. Qui salva tutto Betas, anche Porco con un po' di fortuna manda il pallone dall'altra parte, poi la schiacciata provata da Calì, la rete ferma Porcu, avanti Alfieri. 21-20. Calì in battuta. Di Lusci, poi il tocco di Ragone, ancora Ragone, opportunità murata, Porcu la alza dall'altra parte per Ciurli, poi Calì, alzata anche di Collus, schiacciata di Orro, deviata. 22-20 per l'Alfieri. Questo tiro sarà Orro deviato. Sale di 2-0 dopo il 20-20, importante per Alfieri. Calì in battuta, Schirru in bugger, dall'altra parte Ciurli, muro o rete. Quarto tocco, rete senza muro. Giudicare giudizio dell'arbitro, che comunque era lì pochi metri, a pochi centimetri per giudicare. Adesso 23-20, situazione molto interessante per la squadra di Andrea Loi. Altra parte, l'orgoglio della San Paolo però, Collu in bugger, il tocco di Orro, il punto per Alfieri che ha a disposizione 4 match point. Questo finale, quarto set, 4-0 di parziale per l'Alfieri. Calì in battuta, il bugger di Schirru, palla che resta lì, la faccia di Orro che ride per una situazione effettivamente abbastanza casuale. Quel che conta è che il punto è per la San Paolo, che annulla il primo match point dell'Alfieri, che ne ha ancora a disposizione 3. Orro in battuta, salva tutto Collu, Calì, schiacciata la risposta di Schirru, palla in rete e poi palla che termina a terra, vince Alfieri 3-1, 25-21 in questo combattutissimo quarto set. Gara 1 va alla squadra di Andrea Loi con una vittoria per 3-1 importantissima in vista di gara 2. Squadre che torneranno a sfidarsi sabato pomeriggio. Io ringrazio Andrea Farris per le immagini, per la regia della gara. Targata Diretta Sport. Da Roberto Carta è tutto, con l'augurio di una buona serata.